Dramma questa mattina al Lido, sulla spiaggia libera dell'ex ospedale al mare. Un uomo si è sentito male, ma nonostante i soccorsi tempestivi per lui non c'è stato nulla da fare. Degrado, droghe e bivacchi a Mestre. I residenti in preda alle esasperazioni si sono organizzati installando un possente cancello per impedire l'ingresso di estranei. Concorso di colpa è l'esito della perizia sull'incidente nautico dello scorso dicembre tra una motonave turistica privata e un vaporetto della linea 1 davanti a Sant'Elena. Sulle nozze di Bezos in Laguna e muro contro muro tra comune e comitati, ieri sera a Ringa il primo confronto diretto tra le due anime della città. Dalla mezzanotte di giovedì scatta su tutto il territorio nazionale lo sciopero dei lavoratori impiegati nel trasporto pubblico. La giornata di venerdì avrà importanti ricadute anche a Venezia. Primo giorno di maturità per migliaia di studenti. Siamo stati a Mestre per vedere com'è andata la prima prova e quali le aspettative per i prossimi giorni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi titoli, la cronaca in primo piano, dramma questa mattina al Lido, sulla spiaggia libera dell'ex ospedale al mare. Un uomo si è sentito male, ma nonostante i soccorsi tempestivi per lui non c'è stato nulla da fare. È intervenuto anche l'elicottero del SUEM 118 partito da Treviso per tentare di salvare la vita a un turista spagnolo di 87 anni, colto da un malore poco dopo le 10 mentre si bagnava sul tratto di arenile del Lido a San Nicolò, di fronte all'ex ospedale al mare. Non appena è atterrato sulla spiaggia, i medici hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, ma per il turista in vacanza con la moglie, che gli è sempre rimasta accanto, non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno continuato a lungo senza però riuscire a riattivare risposte sul paziente steso a terra, fino a quando non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sconvolti i bagnanti veneziani e turisti che hanno assistito alla scena e che hanno sperato fino all'ultimo che l'uomo si riprendesse. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Venezia in servizio di sicurezza sulle spiagge. Non ce l'ha fatta Roberto San Giovanni, il ventenne ricoverato da 5 giorni all'ospedale di Mestre dopo il gravissimo incidente in moto avvenuto lo scorso 12 giugno lungo la Nuolese a Stigliano di Santa Maria di Sala. Mentre proseguiva verso Padova, la sua moto si è scontrata con un'auto che proveniva dalla laterale via Tintoretto. Le sue condizioni da subito molto gravi sono peggiorate, non c'è stato più nulla da fare. Ora si attende il via libera della magistratura per fissare la data dei funerali. Degrado, droghe e bivacchi. Residenti di via Felisati a Mestre, in preda alle esasperazioni, si sono organizzati installando un possente cancello. Anni praticamente che questa zona era presidiata da questi personaggi. Giù c'erano sempre un mucchio di siringhe, e non solo di giorno ma anche di notte. Sì, che qua i residenti che abitavano le case qui vicine, proprio perché non sono neanche tanto taciturni, fanno baldoria di notte. Per questo, stanchi ed esasperati, i residenti del condominio Fabio in via Felisati, una laterale di via Piave a Mestre, sono stati costretti a erigere un cancello per riuscire ad accedere ai loro garage senza ritrovarsi in mezzo a siringhe, ubriachi e tossicodipendenti a ogni ora del giorno e della notte. Questo cancello, se non meno, li salvaguardia da queste incursioni. Difatti qui adesso la zona è più pulita, anche se stazionano nella via Felisati qui davanti. Ma il problema si ripresenta anche all'ingresso principale del condominio. C'è uno spazio al coperto, lì stazionano qualche volta anche di giorno, ma soprattutto di notte, naturalmente per il disturbo che danno a questi residenti, che è un palazzo abbastanza noto qui a Mestre. Lì dove ci sono le cassette della posta, lì è sempre presidiato. Per terra ci si trova di tutto, al mattino c'è sempre di tutto e di più. Poi un'altra cosa, il cancello, diciamo, che abbiamo visto adesso in via Salettuol, qui a Mestre in via Fiume, a 50 metri lo stesso da via Piave, c'è un altro scivolo di garage sotterranei ai quali hanno messo un cancellone anche loro davanti, non una struttura così alta, ma l'hanno proprio chiuso definitivamente. C'è chi addirittura posiziona lastre di ferro dentellate per impedire i bivacchi.
Ognuno cerca di fare qualcosa, penso che sia l'unica soluzione per il momento, momentanea, perché la gente non stazioni dentro questi luoghi. L'esito della perizia chiesta dalla Procura sull'incidente nautico dello scorso dicembre tra una motonave turistica privata e un vaporetto della linea 1 davanti a Sant'Elena indica una responsabilità di entrambi i comandanti dei due mezzi, pur con gradi e modalità diverse. La motonave privata Osvaldo avrebbe dovuto dare la precedenza al vaporetto della linea 1 con cui poi è entrata in collisione. Comunque l'accertamento tecnico chiesto dal pubblico ministero Andrea Petroni spiega che vi è stata una responsabilità, pur con gradi e modi diversi, per entrambi i comandanti dei due natanti, quindi che alla base ci sia un concorso di colpa tra i due. Ora la palla passa al pubblico ministero, ma questo intanto sostengono i periti che nelle scorse ore hanno concluso il loro lavoro e depositato gli esiti e le conclusioni ufficiali. Sembra decadere anche l'ipotesi di reato più grave, secondo il codice della navigazione, ovvero quella di pericolo di naufragio, mentre resta in piedi quella di lesioni. Si comincia a fare chiarezza sulla collisione in laguna che lo scorso 14 dicembre aveva portato allo scontro tra la motonave privata Osvaldo, per fortuna senza passeggeri a bordo, e un motoscafo della linea 1 CTV davanti a Sant'Elena. 5 le persone che rimasero ferite, tra cui una in modo grave. L'avvocato Augusto Palese con il collega di studio Davide Vianello Viganò assiste Corrado Ballarin, il comandante della motonave Osvaldo. La consulenza della Procura della Repubblica Veneziana ha concluso per il concorso di colpa dei comandanti delle due imbarcazioni coinvolte, anche se con gradi di natura diversa. Quello che ci interessa è che detta consulenza ha poi concluso per la insussistenza di elementi a suffragio del reato di pericolo di naufragio che pertanto dovrebbe decadere. Ovviamente deciderà il pubblico ministero. C'è poi in piedi aperta tutta la questione relativa ad eventuali risarcimenti ai feriti. Dopo le conclusioni di questo accertamento tecnico non ripetibile, per quanto riguarda il reato di lesioni colpose, continueremo ad insistere affinché le compagnie di assicurazione dei mezzi coinvolti svolgano la loro fondamentale funzione sociale, ossia risarciscano i feriti e addivengano ad un equo accordo di natura risarcitoria che ovviamente dovrà contemplare anche l'impegno alla remissione di querela. Sulle nozze di Bezos in laguna è muro contro muro tra comune e comitati. Ieri sera a Ring il primo e unico confronto diretto tra le due anime della città. Non c'è alcun tipo di privatizzazione della città, non c'è alcun tipo di spazio tolto ai cittadini, è uno dei tanti eventi che quotidianamente avvengono a Venezia dando lavoro a centinaia di persone. È inutile che ci giriamo attorno, 5 yacht, non sono assolutamente uno, disposti tra l'altro sulle rive principali della nostra città antica, sono chiaramente un acquisto di quella città assolutamente a scopo lucrativo per quel giorno là. Le visioni su quello che a livello internazionale è già stato definito come il matrimonio dell'anno restano distanti, inconciliabili. Da una parte il Comune di Venezia, dall'altro il comitato No Space for Bezos, in quello che di fatto è il primo e al momento unico confronto diretto tra le parti. Sullo sfondo il ring di Ferdinando Avarino. Pubblico e privato, i due volti della città alla prova delle nozze del magnate statunitense. Andrebbero a lavorare sempre gli stessi e guarda caso andrebbero a lavorare taxi che sono intimamente legati, compagnie intimamente legati a uno di quelli che sono di fatto stati interpellati in quella questione giudiziaria detta palude vicina al sindaco Brugnaro, per cui è proprio dichiarato il senso di espropriare questa città dai cittadini e dedicarla direttamente agli amici. Però è un evento. Forse l'amico Ussardi 10 anni fa, quando George Clooney si è sposato a Venezia, a Cafarsetti peraltro in comune, forse era impegnato a protestare contro il Mose, ma non ho visto questo strappare vesti eccetera, e non c'era Brugnaro 11 anni fa con George Clooney. Clooney, Morata e la Pellegrini non si sono assolutamente comprati i 3/4 della città, pur essendo un matrimonio
privato. Ma guarda, in realtà Clooney ha fatto molto di più quella volta. È che non sei tu che devi decidere chi si può sposare a Venezia. Questa arroganza dei centri sociali che vorrebbe parlare a nome della città, e sono 150 persone, è veramente intollerabile. Bezos quindi l'emblema di una città che si svende non a misura di veneziani e di giovani. Noi non siamo contro il matrimonio, cioè noi siamo contro una persona che viene in totale tranquillità ad abusare del nostro territorio con la complicità di chi dovrebbe dirgli: pensi un po' ai problemi che ha questa città. Ribatte Venturini, che agita un possibile spauracchio in vista delle prossime comunali. Per fortuna non sono loro al governo della città, ma guardate che il rischio è che vadano al governo della città. Cioè, se vogliamo portare all'estremo questo tipo di ragionamento, il rischio è avere un politburo al governo della città che dice: voglio che si sposi quello e non quello, quell'evento mi va bene, quell'evento non mi va bene, devi firmare una biura di alcuni principi e solo così puoi entrare a Venezia, che è davvero tutto fuorché democratico. Dalla mezzanotte di giovedì scatta su tutto il territorio nazionale lo sciopero dei lavoratori impiegati nel trasporto pubblico. La giornata di venerdì avrà importanti ricadute anche su Venezia, con il rischio paralisi nei collegamenti, in particolare per quelli acquei in laguna. Abbassiamo le armi e alziamo i salari, si può sintetizzare così, con un chiaro e secco no alla guerra da parte dei lavoratori, lo sciopero dei lavoratori impiegati nel trasporto pubblico, che dalla mezzanotte di giovedì per 24 ore e quindi per l'intera giornata di venerdì porterà a Venezia, come su tutto il territorio nazionale, ripercussioni che in alcune fasce orarie potrebbero arrivare anche alla paralisi ed essere particolarmente pesanti nei collegamenti e nei trasporti. In laguna il settore più a rischio è, come sempre senza dubbio, quello dei collegamenti acquei di motoscafi e vaporetti ACTV, anello di congiunzione particolarmente delicato in una città come Venezia e per il suo centro storico. Così Alberto Cancian, sindacalista USB. Facciamo sciopero contro la guerra, contro l'aumento delle spese militari, contro il nuovo decreto sicurezza che ci impedisce anche di protestare, contro la legge Sbarra soprattutto. Noi siamo a favore dell'abbassamento delle armi e l'alzamento dei salari. Investire sul riarmo significa entrare nell'economia di guerra, significa che potenziali aumenti salariali non ci saranno. Tutto questo non è giusto, perché i lavoratori non devono pagare le colpe che non sono loro. Noi diciamo no alla guerra proprio anche e soprattutto per questo, perché non ci siano morti, dove la maggior parte piangiamo la morte di bambini. Chiamate in causa dai sindacati anche le politiche sociali inadeguate. In Italia abbiamo bisogno di lavoro, di investire sul lavoro. Sabato è poi in programma la manifestazione dei lavoratori a Roma per portare in piazza ai cittadini questi concetti. Qui a Venezia dobbiamo fare degli investimenti importanti sul futuro della nostra azienda per quanto riguarda i trasporti, perché entrando nell'economia di guerra è chiaro che le problematiche non vengono risolte, anzi vengono a peggiorare. Noi abbiamo bisogno di personale, per avere personale bisogna pagarlo e bisogna creare tutte le situazioni affinché i giovani siano ancora attratti da fare questo lavoro, ma non solo, perché i problemi sono anche nella sanità, nelle ferrovie, nell'istruzione, dappertutto. Quindi no alla guerra. Primo giorno di maturità per migliaia di studenti, siamo stati a Mestre per vedere com'è andata la prima prova e le aspettative per i prossimi giorni. Al via anche per circa 6.000 studenti della città metropolitana di Venezia l'esame di maturità. Oggi si parte con la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce a disposizione. Le prime ad uscire dal liceo Franchetti di Mestre sono 3 ragazze che hanno optato per la traccia B1, il testo argomentativo, quella che evidentemente è stata la più gettonata tra gli studenti. Inizialmente, quando ho visto le tracce, ero disperata. Non me l'aspettavo per niente e sono partita un po' demoralizzata, però poi alla fine ci ho pensato un attimo, ho riflettuto e credo di essere riuscita a elaborare comunque un bel testo alla fine. Io ho scelto la tipologia B1 e
Personalmente penso sia andata abbastanza bene. Ho scelto la B1 che parlava praticamente, c'era un testo sul New Deal di Roosevelt e poi la domanda era il rapporto tra leader politici e social media, mezzi di comunicazione e secondo me è andata abbastanza bene in realtà, cioè sono abbastanza fiduciosa, diciamo. Ho scelto la traccia B1, quella del testo argomentativo, e penso sia andata bene sinceramente, mi sembrava abbastanza fattibile comunque. Le altre comunque mi sembravano abbastanza fattibili, diciamo che io ho scelto la B1 perché era quella su cui mi sentivo più sicura. Ma se la prima prova sembra essere passata senza troppe difficoltà e non ci sono timori per la seconda, quella specifica dell'indirizzo di studio, a preoccupare ora è soprattutto la prova orale. Per quanto riguarda l'orale sono molto più preoccupata, però ho 2 settimane, quindi me la prenderò con calma. La cosa che mi spaventa di più è l'orale, però diciamo che penso sia anche quello abbastanza fattibile alla fine. Comunque i professori cercano sempre di aiutarti comunque, quindi questo mi rincuora abbastanza. L'orale mi spaventa un pochino, però è normale, l'orale fa sempre più ansia, quindi anche là speriamo bene. Ha preso ufficialmente il via la riforma per la bigliettazione dei turisti che devono entrare per una visita culturale alla Cattedrale di San Marco. Da 1° luglio addio al biglietto cartaceo. Da martedì scorso la bigliettazione elettronica per entrare a visitare la Basilica di San Marco a Venezia è una realtà. Riforma varata con tanta attenzione dalla Procuratoria di San Marco. La piccola o grande rivoluzione per ingressi turistici in cattedrale è operativa online da poche ore e già si possono prenotare i tagliandi rigorosamente non cartacei per visitare uno dei luoghi più ammirati, conosciuti e richiesti del mondo per il periodo che va dal semestre dal prossimo 1° luglio fino al 31 dicembre. Bruno Barei, primo procuratore di San Marco, rivendica anche una piena sintonia trovata con tutti gli operatori turistici. Il bilancio di queste prime ore di avvio è certamente positivo. Ci sono stati pochissimi problemi tecnici subito risolti e quindi la riforma è decollata. Si vedranno gli effetti col 1° luglio, quando entreranno solo le persone con i biglietti acquistati online, ma intanto c'è qualche segnale positivo fin d'ora perché tutto sta avvenendo regolarmente. I tour operator ci hanno offerto massima collaborazione. Il biglietto base per entrare in Basilica passa da 6 a 10 euro. E siamo dalla stessa parte. Abbiamo anche consolidato la collaborazione con le guide offrendo loro delle informazioni aggiuntive sui nuovi circuiti, perché la vera novità della riforma non è tanto un piccolo aumento dei biglietti che è sempre di sotto della prassi internazionale. Con gli introiti generati da questo cambiamento prende vita anche una fondazione sotto l'egida del Patriarcato di Venezia per aprire 45 chiese della città oggi chiuse. La vera portata strategica è che con questo aumento noi apriamo 45 chiese di Venezia e speriamo di dirottare un po' di flusso turistico sulle altre basiliche e sulle chiese del centro storico. Anche questo aspetto fondamentale della riforma è partito, ci sarà una fondazione fatta dalla diocesi per gestire questa macchina importante che tra l'altro farà assumere decine di persone. Quindi sono molto contento di come stanno andando le cose, della collaborazione trovata e ancora una volta penso che l'alleanza fra i soggetti operatori pubblici e privati può generare cose buone per tutta la città. Ed è davvero tutto da Venezia. Dopo la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.